Basta guardare la parte dove hanno già tagliato, credo che tutte le persone normali piangano. È la voce della desolazione quella che arriva dai residenti di via Barbiero a Mogliano Veneto, meglio nota come Viale dei Tigli. Almeno fino ad ora, perché questi alberi sono tutti destinati allo sfalcio. Il cartello, lo vedete, parla chiaro. Dal 25 agosto è iniziato l'abbattimento di queste piante, secondo un'ordinanza che non convince nemmeno l'ex sindaco Giovanni Azzolini. Siccome è cascato un ramo, il sindaco di Mogliano ha deciso di abbattere un intero viale storico, senza il parere della sovrintendenza e soprattutto senza alcuna motivazione, dato che questi alberi sono sanissimi e non creano alcun pericolo. Una denuncia forte, quella che arriva dall'ex primo cittadino, che si dice disposto a tutto pur di salvare Viale dei Tigli. Faremo ricorso al TAR su questa che è un'ordinanza assolutamente illegittima. Faremo anche, lo prevede il nostro statuto, un referendum per capire se veramente i moglianesi sono favorevoli ad abbattere gli alberi sani. Coinvolgere i cittadini dunque, che a quanto ci dicono finora non erano stati presi in considerazione. Tutta questa trasparenza in realtà non c'è stata, nel senso che l'assemblea del 31 luglio, tutti i cittadini, la maggior parte dei cittadini non era a conoscenza, per cui io non ho potuto partecipare. Io sarò tranquillo quando rivedrò i tigli a dimora dopo i lavori. Io ho una certa età, speriamo di fare in tempo a vederli, questa è la preoccupazione più grossa. Come sindaco Azzolini avrebbe agito in maniera diversa. Questa è una malattia lieve che nel tempo è curabile, è un fungo che attacca prima il terreno, ora bisogna bonificare il terreno e togliere gli alberi insani. Una cosa sono quelli insani, vabbè, sono pochi, abbattiamoli, ma abbattere anche tutti gli alberi sani è veramente un reato. Il prossimo 4 settembre è previsto un altro sit-in di protesta. Nel frattempo Azzolini lancia il suo appello alla giunta comunale. Fermatevi perché altrimenti siete dei pazzi.